Tonara è un tipico borgo di montagna, è un paese situato nel cuore della Sardegna, ai piedi del Monte Mugianeidu, che fa parte del massiccio del Gennargentu. Tonara è conosciuta come capitale del torrone. Il torrone ormai ha varcato non solo la Sardegna, ma ha varcato anche l'Italia. È entrato nel mercato non solo nazionale, ma anche internazionale. 200 abitanti e più che trovano occupazione e lavoro in questo settore non sono pochi. È un dolce davvero prelibato. Si ottiene con la lavorazione dell'albume d'uovo, del miele e della frutta secca, nocciole, mandorle, noci. Il prodotto che si ottiene anche attraverso le nuove tecnologie è comunque un prodotto che rispecchia la genuinità. Altri prodotti dell'economia locale sono i legni pregiati e apprezzati da tutti. C'è il campanaccio che a Tonara viene prodotto da delle persone che portano avanti la tradizione di famiglia. Lui è tipico di Tonara, non c'è un'altra località dove si produce il campanaccio. Le fasi della lavorazione del campanaccio sono spettacolari. Le grandi capacità che hanno i produttori del campanaccio, perché si riesce a individuare la posizione del gregge in lontananza. Lo chiamavano pane zicchi, il pane di Tonara. Quando il boscaiolo, per esempio, un tempo si spostava per portare avanti la sua attività, o quando l'ambulante si spostava per portare i suoi prodotti nei centri in cui si tenevano le sagre paesane, si portava presso questo pane che aveva una lunghissima durata. Il calzone tonarese, un prodotto fatto con la cipolla, il pomodoro e sucase murgia. Maistos e Carratoneris si inserisce nel circuito di Autunno in Barbagia, promosso dall'Aspen, dalla Camera di Commercio di Nuoro. Le Maistos sono gli artigiani, Maistu de Vannu, Maistu dell'Inna, eccetera. Invece Carratoneris sono gli ambulanti del torrone. Anche i dolci tipici si ottengono soprattutto con la frutta secca del territorio. Stiamo proponendo le nostre tradizioni, i nostri prodotti, ma stiamo proponendo anche gli ambienti suggestivi nei quali si portavano avanti questi momenti di vita quotidiana. Sono importanti, la tradizione si conserva nel tempo, è importantissima. O mare mia vicina, l'aranda non se ne scomo, noi schimunare in nome, a fuoco con l'elina, saluta via capire.